il magico canale, ragazzi. Speriamo bene, dita incrociate per questa micro sessione di una notte secca. Speriamo bene. Sono qua da circa 10 minuti, non ho ancora visto nessun tipo di attività sul canale, però vedo che il livello è più alto del solito, quindi tengo le dita incrociate e spero. È molto sporco, però so che comunque questo è un canale di scolo, qui è difficile trovarlo pulito. Vediamo, per questa sessione ho in mente, non ho nessun target, ho in mente un approccio molto minimal, molto basic, poca pastura dato anche dal periodo. Siamo in agosto, c'è un caldo orchi, oggi 36 gradi, ed è anche per questo che ho deciso di fare una sessione breve di una notte. Con me direi che ho portato il minimo indispensabile per la pesca, perché se penso al campeggio o al comfort ce n'ho anche troppo, però ecco, se devo dirvi, non ho portato la tenda perché già sono partito da casa con l'idea di pescare in un posto ombreggiato, quindi non ho pensato, ecco, a un potenziale riparo dal sole, ecco. E adesso dai, senza che mi perdo troppo in chiacchiere, scarico la macchina. Sta entrando una macchina. Speriamo bene che non sia un guastafeste che magari vuole mettersi qua di fianco a me. Speriamo bene. Va bene, dai, adesso scarico la macchina. Ho fatto delle palle a casa per portare con me il minimo indispensabile, ecco. Quindi speriamo bene. Un po' di granaglie, Tiger Canada. Ma esce Tiger? Andiamo a controllare la presentazione. Ok ragazzi, so che l'inquadratura non è delle migliori, però diciamo che adesso sono preso un po' dalla fretta, come si dice da noi, al sol magna le ore, il sole mangia le ore. Quindi innesco pop-up perché qua so che ci sono tantissime tartarughe, e poi da un paio di sessioni a questa parte che sto utilizzando i piombi inline e penso che come auto ferrata non li batte nessuno. O comunque ci sono diversi sistemi, però per me tutti quei sistemi, tutta quella ferraglia, per me è troppa roba. Il buon vecchio inline penso sia, se lo devo paragonare, penso sia molto meglio della safety clip del piombo a perdere, perché come auto ferrata è istantanea. Ok, terminale relativamente lungo, ormai sapete, amato combi rig. E che dire, ci proviamo, 2 canne con le pop-up e una Tiger e mais. Spettacolo, non potevo fare lancio migliore. Ok ragazzi, qua c'è sempre più buio, presentazione è sempre la stessa, con un bel sacchettino, l'ho riempito di di Boosteraba pop-up, non so se si vede. Andiamo, ho già clippato la canna, speriamo sia un buon lancio. Ragazzi, per queste situazioni penso sia meglio non utilizzare il tendirenza, perché rischiamo che tutta la sporcizia in superficie ci si attacchi al filo subito qua sotto la punta delle canne e ci crei una pancia ulteriore, quindi punte alte e si va nello spot nella riva opposta. Che dire ragazzi, sono ufficialmente posizionato, ecco il setup del buon carpista con i comfort. Ho messo sul cordon blu, sono circa le 9 di sera, sono a una trentina di metri dal canale, sono dentro un bosco, dentro il boschetto che fondamentalmente è per questo che sono venuto qua, per il boschetto, cioè per l'ombra. Ventilatore, computer, batteria che mi alimenta il computer fino a quando ho voglia e frigo. Direi che il setup è perfetto. Dietro la videocamera c'è il letto,
che è circa una decina di metri più in là, più vicino al canale, ma comunque l'ho tenuto a circa una ventina di metri, proprio per il discorso che, come avete visto, l'ultima calata non l'avete vista, ma è letteralmente sotto riva, quindi come quella di sinistra oltretutto, quindi per cercare di fare il meno rumore possibile sulla sponda mi sono spostato semplicemente dal canale. C'è da dire che ho già sentito 2 bei salti, quindi tengo le dita incrociate, anche quelle dei piedi, e siamo pronti per una partenza, direi. Un consiglio che vi do, ragazzi, è quello di, se avete la possibilità, di mettere una luce gialla e non bianca, perché bianca attira molte più zanzare e insetti. Cioè, non che quella gialla no, però ne attira molti meno, quindi se avete la possibilità montate una luce gialla al posto di una luce bianca. E niente, non mi rimane che tenere le dita incrociate, ragazzi. Tenete le dita incrociate anche per me, speriamo. Per questa sessione non ho nessun target fish, ma sarebbe bello comunque catturare qualche pesciotto. Il canale si mostra normale, direi, solito, le solite condizioni di questo canale di scolo. C'è un po' di corso, si vede che c'è qualche sifone, c'è qualcosa di aperto un po' più in su, ma fondamentalmente ci sta. È agosto, tutti stanno irrigando i campi, ci sta che ci sia qualche sifone aperto. Comunque questo è anche un beneficio perché aumenta leggermente il livello dell'acqua, quindi vediamo, dai. C'è da dire che la canna di sinistra è calata veramente a 40 cm d'acqua. Quella che ho lanciato nella riva opposta saranno circa 70, sicuramente non arriva a 1 metro, e quella di destra invece, qui c'è l'ingresso di un canalino e c'è una piccola buca, un piccolo avvallamento, saranno 70-80 cm d'acqua buoni. Non si parla di chissà quale profondità. Quindi un altro consiglio che vi do è: quando pescate in così poca acqua, state attenti alle tartarughe e ai gamberi. Tenete sempre sott'occhio le vostre esche. Se avete modo, controllatele ogni 2-3 ore, ecco, se la situazione ve lo permette. Io, per ovviare a questo discorso, ho calato 2 pop-up e una tiger e mais finto. C'è da dire che tartarughe e gamberi di solito prediligono le palline appoggiate sul fondo, quindi spero, ecco, che non mi vadano ad intaccare i miei inneschi e pop-up e tiger e mais finto. Comunque non si sa mai, ecco. Cioè, mi è capitato in diversi contesti di trovarmi la pop-up mezza mangiata, però confido insomma in una buona riuscita, ecco. Va bene, ragazzi, dai, adesso casteggio un po' intanto che aspetto che i cordon blu sono pronti e accendo un paio di zampironi perché qua le zanzare sono veramente, veramente voraci. Tanto ci sono un po' di rumori strani, ma qua si sa, ci sono ricci, topi, e una volta ho visto una volpe, quindi diciamo che i rumori strani qua sono all'ordine del giorno. Va bene, ragazzi, spero che i grilli non diano troppo fastidio in camera, e comunque ho finito. E spero, dai, che la prossima clip sia da materassino. Dita incrociate, ragazzi. Bordello, bordello, ragazzi, bordello! L'abbiamo già preso! Oh. Stavo ancora mangiando. Dai, stai calmo. Spero si veda, oh. Non capisco. Non è grande. Ma... Let's go, motherfucker! Ah, sì! Sì! È bellissimo. È bellissimo, non è grande, ma ci accontentiamo.
E andiamo. Amur, dopo mezz'ora neanche di pesca. Ciao fulmine. Cazzo ragazzi, peccato che si è spenta la torcia, si è già scaricata la torcia che mi faceva luce, però abbiamo già cacciato un amur. Spettacolo! Non riesco più a risalire. Chiamate la gru. Non riesco più a risalire. Aiuto, chiamate la gru. Porca troia. Let's go, raga. Si vede? Sì. Andiamo. E andiamo, raga. Terminalino easy easy con la pop-up. Cioè, ha fatto una partenza, raga. Cioè, incredibile, incredibile. Quando ho ferrato, canna di sinistra, quando ho ferrato era tutto a destra, mi aveva superato anche la canna di destra. Subito ho detto questo è un amur, questo è un amur. A metà canale è venuto su, ci ha fatto vedere, argento, e poi giù legno ancora. Mi ha fatto saltare il piombino, ma che cazzo me ne frega, ce lo rimetto. Giù legno, rega, dovevate vedere, porca troia. Solo che sapete anche voi che con questi pesci non c'è un cazzo da scherzare. Cioè, se uno magari è mezzo addormentato, per non dire rincoglionito, spacca perché fanno delle ripartenze veramente, veramente da paura. Sono dei fottuti treni, cazzo. Che culo. Che culo. Cioè, diciamo che ho diversi amici che hanno anche fatto più di un amur in sessione, diciamo, di 24 ore. Però già uno io mi sento veramente contento, anche se devo essere sincero, era piccolino. Cioè, qua dentro ci sono dei mostri anche da 20 kg, anche oltre 20 kg. Questo era un piccoletto, forse 7-8. Ma va bene, raga. Canna nel sottoriva alla sinistra, ci ho buttato 0 mais, spero mi sentite col vento, 0 mais, ci ho buttato 5 pallettone di fioccato misto canapa e un po' di pellet e 3 sesse di tiger e canapa. Micidiale, raga, micidiale. Paura, cazzo. Raga, non vi dico bugie, avevo appena incominciato a mangiare, sono le 10:30, ho rilanciato, ho pasturato e adesso mi sono seduto di nuovo a finire di guardare il video di Mozza Fishing. Raga, mica vi dico bugie, ho mangiato solo un cordon bleu, adesso sono le 10:30, mettiamo un quarto d'ora che ho rilanciato la canna, ho pasturato e ho messo a posto quadino, tutto settato a posto, diciamo un quarto d'ora, quindi è partita alle 10:15, ero in pesca alle 9:15, un'ora secca, raga, un'ora secca è partito l'amur, troppo contento, è piccolino ma sono comunque molto contento. Adesso finisco di guardare il video di Mozza vs Drains, un video Fox Inghilterra che pesca nei canali di scolo.
Buongiorno ragazzi, che dire, la notte è passata in modo direi abbastanza tranquillo, è incominciato a piovere verso mezzanotte, un po' una sfortuna perché non avevo montato la tenda e comunque avevo il computer, ero qua sotto un albero e per fortuna con me avevo un gazebino quelli che si aprono a fisarmonica, non un gazebo specifico per il car fishing. E per fortuna ho montato quello, sono stato a riparo per la notte e c'è da dire che ha piovuto per poche ore, poca anche pioggia, era proprio quella pioggerellina che dà solo fastidio, non ha neanche bagnato il terreno. Però mi viene da dire per fortuna avevo il gazebo che almeno mi sono creato una sorta di riparo, ecco. E stamattina ho avuto una partenza, per sfortuna non sono riuscito a portarla a Guadino, ho subito una bella partenza, l'ho sentita in canna e poi si è slamata subito. Un po' peccato, non penso che era piccolina, però fa parte del gioco, no? Una volta vinciamo noi, una volta vincono loro. Sempre con la stessa canna aggiungo, quindi insomma fa piacere, due partenze sullo stesso spot, sono contento. Ovviamente tutte e due con le boile Saba, con le pop-up. E adesso che dire, sono circa le 8 della mattina, ho fatto colazione, sistemato un po' le cosine che avevo qua fuori. Si sta alzando un po' di vento, speriamo bene che non porti pioggia o mi viene in mente l'ultima volta che siamo stati qua, vi lascio il video qui su in alto. Il pomeriggio ho fatto un gran vento, il meteo non chiamava pioggia, ma appena abbiamo smontato tutto è incominciato a piovere. Un po' come la notte appena trascorsa, appena passata, non chiamava pioggia. Però ieri quando sono uscito, diciamo, dal boschetto, per capirci, ho guardato il cielo, non vedevo neanche una stella. C'era un cielo tutto coperto, nuvolo, e appunto da lì a poco è incominciato a piovere. Va bene, dai, adesso speriamo insomma che il tempo regga, che non faccia brutti scherzi e speriamo di portare qualche altro pesciotto davanti all'obiettivo, non sarebbe male. Adesso sono qua a rilassarmi all'ombra e sto facendo un po' di terminali e vediamo insomma come si sviluppa la situazione, dai. Una little baby. Però guardate che bei colori, veramente un bel pesce, veramente un bel pesce, micro, ma non sono qui per nessun target, quindi sono comunque contento che mi abbia movimentato un attimo questa mattinata soleggiata. Canna sempre quella, innesco sempre quello, adesso andiamo a rilascio. Bene ragazzi, dopo questa micro carpetta vi mostro in velocità la pastura che sto utilizzando, niente di che. Tiger e canapa e un po' di mais. Non so se vi ricordate, ma ieri vi ho mostrato un secchiello di mais con forse un paio di etti di mais e ho buttato giù 5-6 sesse, 5-6 cucchiaioni ieri sera sulla canna di destra che al momento non ha ancora dato attività e poi mi è rimasto una spugnata e l'ho messa qua dentro. Qui ho il fioccato dove ho aggiunto tiger, canapa e pochissimo pellet perché ho paura dei pesci gatto. E qua ho, diciamo, chiamiamoli gli scarti della macchina delle ABA. Gli scarti della macchina, qui ho, diciamo, quello che la macchina non mi ha estruso,
sono pesti grossolani, il mix è sempre quello, e ne butto 7, 10 massimo. Venite con me, andiamo a pasturare. Eccomi ragazzi, spero che il vento non dia troppo fastidio in camera. Che dire, un altro pesciotto è arrivato, sono circa le 10:30, sono molto contento e diciamo che ci speravo, ecco, anche se speravo in una cattura un po' più grande, però sono comunque contento. Quindi ricapitolando, per adesso sono a 3 partenze, 2 prese, una slamata e tutte e 3 con la stessa canna, tutte e 3 nello stesso punto. Cioè, mi fa piacere, insomma, sono contento. C'è da dire che ieri, insomma, vi ho detto che ho preferito un'esca pop-up per cercare di contrastare un po' a tartarughe e gamberi che ci sono presenti in questo canale. Adesso ho fatto un cambio esca e nella canna centrale che è giù da questa mattina alle 6:30 e non avevo più l'esca, quindi in questo caso direi sì, che tartarughe ci hanno dato e non mi sento di aver detto una cavolata ieri, perché insomma essere staccati dal fondale ci dà un po' una sicurezza in più, ecco, per restare in pesca. Però non è sempre così, ecco, quindi abbiamo visto che anche la pop-up bisogna comunque ricontrollarla. Ragazzi, parlando un po' del periodo, che dire, siamo in piena estate, siamo a metà agosto, appena passato Ferragosto. Io ho avuto la fortuna, ecco, oggi di essere in turnover da lavoro, cioè poco lavoro, per così dire, e allora ogni tanto ci meritiamo una giornata di riposo pagata. E quindi niente, ieri dopo questa bellissima notizia ho deciso di venire qua sul canale per fare una pescata estiva. Carfishing con 36 gradi, si può fare? Sì, si può fare, si può fare. Si può fare, basta avere un paio di accortezze. Sicuramente se abbiamo degli spot con dell'ombra saranno sicuramente la nostra prima scelta, perché stare in pacchè al sole con 36 gradi è sicuramente una bella batosta. L'insolazione non è una cosa da prendere sotto gamba e se ci facciamo una giornata intera sotto il sole cocente rischiamo veramente di farci una settimana a letto, quindi ombra sicuramente, cerchiamo dei punti dove ci sono degli alberi almeno da avere un piccolo riparo per le ore più calde. Io vi ho portato qua nel boschetto e per fortuna il boschetto ci riempie di ombra, ecco. E una cosa direi da non dimenticare assolutamente a casa è una protezione solare. La crema ci aiuta, ecco, a stare sulle canne nelle ore più calde, quindi
sicuramente non dobbiamo tralasciare questo aspetto, ecco, il sole picchia soprattutto in questo periodo, quindi dobbiamo prendere delle precauzioni perché non possiamo abbandonare assolutamente le sponde, anche se ci sono 36 gradi. Quindi un paio di precauzioni, cappellino e acqua sempre fresca e poi dopo vi dico una chicca anche che mi porto sempre dietro, soprattutto nei periodi estivi come questo. Vabbè, spoiler, in sostanza è una doccina. Una doccina, dopo ve la mostro, ed è molto molto funzionale, easy. Ho preso una tanica da 30 litri, gli ho fatto un buco sopra per far entrare, diciamo, la pompa di aspirazione della doccetta e così quando voglio mi rinfresco un attimo, mi do una sciacquata perché anche se sono all'ombra c'è veramente tanto caldo, tanta affa. Se guardo prospettiva in lontananza vedo le ondine, presente? Le ondine del caldo e meglio essere a riparo in questi giorni così afosi. Che dire? Per il momento la mattinata sta passando relativamente bene, direi. Ho dato una piccola rinfrescata allo spot, una piccola pasturatina con due sesse, un altro bip, due sesse di Tiger e Canapa e 5-6 sticchettini ABA, quelli che vi ho detto, insomma, sono eh, non lo scarto, però è l'impasto che la macchina non è riuscita a estrudere, quella che ti rimane insomma nel beccuccio, per capirci chi è esperto di self-made. E, e niente, dai, adesso vediamo le prossime ore. Il progetto, diciamo, l'idea, più che il progetto, l'idea era quella di andare a casa prima di mezzogiorno, però ho comunque qualcosina da mangiare e mi sa che rimarrò qua anche dopo mezzogiorno, magari per le prime ore del pomeriggio. E adesso insomma vedo in corso d'opera. Comunque un'altra cosa che posso consigliarvi magari è quella di stare freschi anche col cibo. Un buon prosciutto e melone per le ore calde vi rinfresca e vi tiene anche un po' più leggeri, ecco, sicuramente mangiare un super piattone di pasta caldo non so quanta energia vi possa dare. E niente, state sempre freschi, bevete tanta acqua e cercate di passarvi al meglio anche le pescate estive, ecco. Dai, vediamo cosa salta fuori. Sono comunque molto fiducioso per le ore a venire, ecco, quindi mai mollare. Speriamo di incappare in qualche altro bel pesciotto. Beh ragazzi, come vi dicevo prima, adesso voglio mostrarvi la mia doccetta. Non è niente di che, niente di ultra tecnologico, anzi, ho comprato il kit su Amazon, penso di avergli dato forse 25-30 euro. È in sostanza la doccetta con una pompa a immersione, una pompetta a immersione, butta, mi sembra di ricordare 6 o 8 litri al minuto. Cioè, insomma, uno si può fare una bella doccia, ecco. Credetemi ragazzi, questo setup qua mi ha veramente aiutato a passare al meglio le giornate estive. Cioè, una doccetta così easy per il costo irrisorio è speciale. Una trentina di euro per la doccetta e 15 euro per la tanica, un affare. Che dire, il suo sistema è molto semplice. Prima di tutto tolgo la maglietta, aziono la pompetta, whatever. Si vede? Non so se si vede. Doccetta! Rinfrescante, raga. Ah ragazzi, mi stavo dimenticando un'altra cosa importante, importantissima. Questa è in assoluto la cosa più importante.
Autan ragazzi, autan, mi raccomando, autan zampironi, perché qui le zanzare vi divorano, soprattutto qua nella Bassa Ferrarese, qui è pieno zeppo di zanzare, pianura padana, a palude, qua veramente le zanzare vi mangiano, quindi autan, zampironi e tutte le precauzioni contro gli insetti, anche contro le zecche. Dimmi che stavi registrando. Sì! Dai che roba con 2 chicchi di mais finto. Sì! Guardate l'acqua di che colore che è. Guardate che colori che ha sto pesce, oh. Uno spettacolo, raga. Guardate la pinna, uno spettacolo, sono veramente contento. Un amuretto, 2 microcarpe, ma la gioia di calare le canne, calare gli inneschi è impagabile, quindi che dire, sono contento. Sono contento e adesso andiamo a rilascio. Let's go! Little baby! Beh ragazzi, cosa posso dire? Potrebbe essere un'ottima conclusione di sessione, però sono a metà del video di Fish with Carl e starò qua fino alla fine del video, quindi tengo le dita incrociate, magari riusciamo a portare un altro pesciotto in camera. Comunque decisamente una bella carpa, questa è caduta su Tiger e 2 chicchetti di mais finto, e penso che in questi canali qua col fondale molto limaccioso, molto sporco, penso che una presentazione bilanciata o pop-up sia meglio che una presentazione affondante, anche se ho diversi amici che hanno catturato tanti pesci, anche diversi amur con le affondanti. Adesso mi viene da dire il periodo era diverso, non era piena estate, però penso che in fondali di questo tipo è meglio una presentazione bilanciata o qualcosa che si stacca dal fondo. Comunque dai, sono contento che anche la canna di destra ha portato risultato. Credetemi, confidavo anche nella canna nel sottorivo opposto, perché in quel punto preciso lì ci ho catturato diversi pesci gli anni passati, ci ho fatto anche un bel ambur, vi lascio il video qua. E che dire, dai, vediamo, comunque manca circa 40 minuti alla fine del video, quindi altri 40 minuti, vediamo se abbocca un altro pesciotto.
sempre dita incrociate. Comunque c'è da dire che qua all'ombra sto veramente bene, cioè c'è una bella arietta, sicuramente la sentite anche dal microfono, e la temperatura non è così sgradevole, quindi perché non rimanere anche un altro po'. L'idea era quella, sì, come vi ho anticipato anche stamattina, l'idea era quella di andare a casa prima di pranzo, però adesso è circa l'1:40 e che me ne fotte, sto qua un altro po'. Vediamo. Beh ragazzi, che dire, sicuramente sono contento del risultato finale della sessione. Sappiamo tutti, sul divano col clima di carpe se ne prendono poche. Però dai, tutto sommato 3 pesciotti, credetemi, mi fa un sacco piacere, soprattutto l'amur di ieri sera è stato inaspettato e molto molto piacevole, anche se piccolino. E ragazzi, stavo messaggiando prima con un amico e è rimasto colpito quando gli ho detto che ho preso l'amur in circa 40-50 cm d'acqua. Però gli amur girano dappertutto, se c'è acqua sufficiente per il loro pancione loro ci vanno. Ho visto diversi amur anche in un canalino che si collega a questo qua, ma lì veramente ragazzi si parla di 20 cm d'acqua, l'amur andava via storto, ma non sto dicendo una cavolata veramente. Quindi a volte non dobbiamo soffermarci. È saltata una bella carpa, c'ho ancora le canne in acqua. A volte ragazzi dico non dobbiamo soffermarci sulla profondità, perché come avete visto oggi anche in pochissimi centimetri d'acqua riusciamo a fare piacevoli catture, ecco. E niente, che dire ragazzi, penso che per questi ambienti la strategia migliore sia quella più semplice, cioè penso che per ambienti del genere non c'è bisogno di strafare. Detto ciò, io vi ringrazio della visione, spero che il contenuto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!